Come spazi alle rubriche di Gnovis dal Monte. In tale sede storiche dalla Sociedad Friulana di Paraná e di GCE di Aosta è stato celebrato il 72° anniversario di fondazione in tale provincia di Entre Rios in Argentina. La giornata è attaccata col saluto in videoconferenza dal presidente di Friul Talmont Franco Jacob e gliela dendenant con la presentazione al gran pubblico presente di Vite Argentine, il giornale dalle comunità furlanis di Argentina e Uruguay arrivata al numero 112. Presentazione fatte di Luis Grion, presidente del Centro Furlan di Colonia Carosa. Presenza anche ai presidenti dei Focolari di Santa Fe, Daniel Angel Gon di Suciales, Juan José Ocelli e dalla Famè Furlane di Montevideo, Bernardo Zanier. Dopo è venuta la presentazione dal libro di Los Furlanos dal professor Gustavo Artusio Bigotte, presidente dal Focolare di Paraná. 2 volumi di passe 400 pagine, paron, che al conte le storie dagli Famè Furlanis immigrati dalla città di Paraná ed un intorno in Tajans dal 1970 al 1990, mostrante l'importanza che ha avuto l'immigrazione furlana in questi territori. Il titolo Los Furlanos, al volte dal spagnolo per aule furlans, che così si chiamavano immigrati furlans in queste zone quando si domandava loro nazionalità. A conclusione dell'evento, la cena e la festa per l'anniversario, che ha tirata ad un più di 110 persone in tal salone dalla sede del Fogolar. Sabide, ai 31 di agosto, è stato fatto il secondo incontro dalla Famè Meneghin, originaria di Cordenons. Si è tirata dunque alla sala della parrocchia Nostra Signora dell'Assunzione di Barrio do Cascaio a Cordeiropolis, in tal stato di San Paoli, in Brasile. La sfida ieri che di ripetere il successo dal primo meeting di 2 anni in daure, mette a dunque diversi branchi di queste enormi Famè che gli emigrati in tutto il mondo fa conoscere la storia dalla Famè e gli diveninci dai partecipanti. Tanti persone hanno partecipato per la prima volta e sono restati scontentoni. Si sono chiamati ad un 170 persone di tutte le età, dai voti messi ai 89 anni, arrivati di voci dal Stato di San Paolo e di altri 2 stati brasiliani, tutti discendenti di Antonio Meneghin e Domenica Zuccoli. L'evento è stato organizzato di Luca Lemme Meneghin, insegnante di musica appassionata alla lingua e culture furlane, tanti aveva vinto l'ultima edizione del concorso internazionale di poesie Premi Appi, organizzate dall'associazione Il Ciavedale di Cordenons. Ma gli sos ricerchi genealogici hanno permesso di conoscere la storia degli sos lidris e di costruire il grande arbolo genealogico di Famè. Per l'occasione ha creato un simpatico album di figurini dalla Famè Meneghin, con 12 pagine con 37 adesivi. La prossima sfida è quella di organizzare l'incontro dal 2026, magari in Friuli, per poter tirare sotto anche tutti i Meneghin che sono stati in Europa. E per usgnota le tutte, Gnovis Saltone, domani sera, sempre a che ore. Mandi e buone serate.